Carmelo Antenoro, nuovo difensore del Casteltermine, perché hai scelto questa squadra? Ma soprattutto perché è il mio paese e poi perché Casteltermini ora come ora punta al salto di qualità, puntando molto ai playoff. Domenica c'è stata la sconfitta contro l'Olympic Agres che ci può stare assolutamente. Domenica si giocherà contro il Balestate, una sfida da vincere. Sì, certo, noi abbiamo preparato in questa settimana tutto al meglio e punteremo alla vittoria. Cosa io auguro agli amici dei Cammarata? Ma io a Cammarata ho lasciato un pezzo di cuore perché diciamo che già l'anno scorso giocavo lì quando eravamo in eccellenza e purtroppo per problemi vari me ne sono andato e auguro il meglio a tutti loro. Martedì hai esordito pure con la rappresentativa regionale. Come ti è sembrato il primo raduno? Ma come primo raduno è stato molto bello, ho visto molti giocatori, uno più forte dell'altro, quindi penso che per questo torneo delle regioni saremo una squadra da battere. Edoardo De Mora, centrocampista del Favara Academy Favara, perché hai scelto questa squadra? All'inizio è stata una scelta personale e mi hanno coinvolto anche i ragazzi della rappresentativa provinciale. E è una squadra che ambisce principalmente, l'ho scelta perché ambisce a vincere il titolo regionale. Quindi sabato esorderai in casa proprio con il big match della seconda giornata del campionato allievi regionali. Sì, ci siamo preparati bene questa settimana per affrontare questo grande match e daremo il massimo. Perché hai scelto questa sfida vincente? Per alzare l'asticella, per alzare il livello. Per migliorare bisogna andare in altri campionati più difficili, in altre categorie.